Ed ecco queste parole, testamento di Don Davide: la libertà non è fare quello che si vuole, ma è vivere quello che si è. Questa è l'essenza del testamento spirituale di Don Davide Schiavon nella riflessione del vescovo di Treviso Michele Tomasi. E Don Davide ha saputo vivere sentendo quella generosità verso il prossimo che l'ha spinto a scegliere prima la via del sacerdozio e poi abbracciare l'impegno quotidiano verso gli ultimi che è la Caritas. E oggi la cattedrale di Treviso, per i suoi funerali concelebrati da tre vescovi, 200 sacerdoti e alla presenza di oltre 1200 fedeli, a stento ha contenuto quanti non hanno scelto di vivere attraverso la nostra diretta l'ultimo saluto a questo sacerdote che non si è mai risparmiato, anche se chi chiedeva aiuto era di un'altra religione, come Amadou, musulmano del Mali. Don Davide è mio fratello. Abbiamo fatto tanti anni insieme, collaboratore prima, poi dopo abbiamo fatto un progetto in Mali dove adesso studiano quasi mille ragazzi. Una scuola che Don Davide avrebbe visitato tra qualche settimana e che ora lo ricorderà per sempre. Questa scuola la dedicherai a Don Davide? Ma sicuramente la scuola è sua, è sua. Non solo Africa, Don Davide sarà ricordato anche sui Balcani, con un centro di accoglienza a Belgrado per gli ultimi. Non si dimenticherà tutto quello che ha lasciato, tutto quello che ci ha portato e le opere che abbiamo fatto insieme. Abbiamo fatto un centro che come lui diceva, creiamo una piccola archetta, cioè un centro multifunzionale dove facciamo vari laboratori con le persone ultime. Che ovviamente prenderà il suo nome a questo punto. Ho pensato proprio, mi hai rubato parola. Al termine delle esequie, il lungo corridoio di sacerdoti ha salutato Don Davide nel suo ultimo viaggio per il cimitero di San Donà, mentre nella mente di tutti risuonavano le ultime parole del vescovo Michele. Don Davide, per questo tuo sguardo, per il dono grande che sei stato, per tutta la tua vita. Don Davide, grazie.